Parliamo di progetti e idee, non di nomi. Simonetta Rubinato presenta Bar Camp, il campus itinerante per raccogliere idee, progetti e esperienze per costruire il Veneto che manca per i prossimi 10 anni, ma non vuole sentire parlare di una sua candidatura alle regionali del 2015. Non ci stiamo pensando in questo momento. Noi siamo profondamente convinti che prima dei nomi serve parlare di proposte ai veneti. Dall'altra parte abbiamo un avversario molto forte, che è il presidente uscente della regione Zaia, e bisogna costruire un progetto forte. Al momento dunque nessuna candidatura ufficiale, sono solo il catalizzatore di tante sinergie propositive per il Veneto, chiarisce Simonetta Rubinato, che accanto a sé ha i sindaci di Lamonza, Branco e Quarto d'Altino, oltre a rappresentanti del mondo economico regionale. Che vuole cominciare a discutere di quale Veneto vogliamo costruire insieme e proporre ai cittadini. Spero nelle prossime primarie, oltre che nelle elezioni secondarie, che poi sono quelle più importanti da vincere. Quindi bisogna chiamare al lavoro le migliori energie civiche e competenze della società civile. Credo sia questa la sfida del progetto che mettiamo in campo in questo momento. Poi ogni progetto deve avere delle persone che ci credono. Inevitabile però di fronte a questo progetto che, chiarisce la senatrice, non è contro il PD ma in aiuto del partito, non pensare come vorrebbero molti suoi colleghi di partito ad una sua discesa in campo nella sfida a Luca Zaia o in alternativa alla sua candidatura alle primarie, meccanismo insito nel DNA del partito, difeso con forza dalla Rubinato. Le primarie sono profondamente convinta che siano importanti e che si debbano fare perché sono un aiuto fondamentale al centrosinistra, visto l'avversario che abbiamo dall'altra parte, per provare a vincere. Nel caso poi ci sia un unico nome forte per la candidatura, come tra l'altro ipotizzato da alcuni dirigenti del partito, le primarie che riesce la Rubinato si dovranno fare comunque. Le primarie serviranno a certificare il candidato forte che il PD e la dirigenza pensano di avere. Il segretario regionale del PD, Roger De Mene, che se da un lato non entra nel merito del progetto di Simonetta Rubinato, dall'altro si sofferma sull'importanza delle primarie. Insomma, se ci sarà più di un candidato si faranno le primarie. Io ricordo a tutti che ci sono esempi in Italia qualificanti, l'amico Chiamparino è stato eletto a grandissima maggioranza senza le primarie, non credo sia meno degno di fare il Presidente della Regione. Viceversa, non le abbiamo fatte 5 anni fa e non abbiamo fatto una bella figura, lo dico subito.